luce risplende nel mondo, è una donna vestita di sole, sopra il capo un velo di rose, su nubi dorate lei appare e con voce soave ci invita alla pace. Cantate, pregate con noi, fiumi, mari e monti, e danzate, cantate con noi, sorgenti e ruscelli, cigli dei campi. Una stella illumina il mondo, è una donna venuta dal cielo.
cantate con noi, giovani di tutta la terra, cantate, annunciate con noi per le vie del mondo la buona novella. Una luce irradia il mondo. Quando si fa un pellegrinaggio ci si mette in cammino non solo con il corpo, ma spero che vi siate messi in cammino anche con il cuore, in discussione. Abbiate detto: ma io sto facendo questa cosa, ma perché la faccio? Perché voglio bene alla Madonna e voglio bene a Gesù? O solo perché mi piace stare con i compagni, perché fa camminate e stiamo tutta la notte fuori e ci divertiamo, non andiamo a scuola venerdì e quindi è così, lo so. E quindi ci siamo messi anche un po' in discussione il cuore, quindi è diventata oggi l'occasione anche per riscoprire un po' di più la propria fede, dire con forza: io sono cristiano. Ed è bello perché avete fatto un gruppo, non sono da solo a vivere una fede, ma ci sono anche i miei amici con i quali posso vivere la mia fede, oltre che le chiacchiere al bar, camminando per la piazza e sullo struscio di Troia. Posso vivere anche una fede e posso parlare di Gesù, di Maria, e posso pregare insieme agli altri. Questa è la cosa bella, avete rinnovato la vostra adesione a Cristo e questa benedizione vi riporta al giorno del battesimo, quando i vostri genitori con amore vi hanno affidato a Gesù, e Gesù quella promessa quel giorno la mantiene ancora, continua ad amarvi con lo stesso amore. Noi, perché pure io, noi ogni tanto, oggi ti voglio bene, domani non lo so, domani ancora peggio, invece lui è sempre fedele. Oggi vogliamo rinnovare la nostra fedeltà. Dite dopo di me: questa è la nostra fede. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla. E noi ci gloriamo di professarla. In Cristo Gesù nostro Signore. In Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, per intercessione di Maria Regina Incoronata, discenda su voi tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. È arrivata a tutti l'acqua. Viva Maria! Una luce risplende nel mondo e una donna vestita di sole, sopra il capo un velo di rose, su nubi dorate lei appare e con voce soave ci invita alla pace. Cantate, pregate con noi, fiumi, mari e monti, e danzate, cantate con noi, sorgenti e ruscelli, cigli dei campi. Una stella illumina il mondo e una donna venuta dal cielo, quella perla del paradiso, e ti innamori nel vedere il suo viso e con voce soave ci invita alla pace. Cantate, pregate con noi, giovani di tutta la terra, cantate, annunciate. Troia, vi aspettiamo. Siamo questi. Eccoli, subito dietro. Grazie amici di Cerignola, con la nostra Madre di Dio incoronata.
Ecco il primo carro, c'è un pick-up che dopo doneranno l'incoronata dopo questa sfilata, dove ci viene riproposta l'apparizione della regina incoronata. Un applauso a tutti i bambini. Poi abbiamo Fatima con i 3 pastorelli. Poi una scena della famiglia di Nazareth, Gesù che impara l'arte del falegname. E poi ci viene proposta la scena delle nozze di Cana. Quando manca la gioia, ecco che Maria attenta si fa portatrice della gioia che è Gesù. E poi una scena della famiglia tradizionale, della quotidianità del lavoro. Anche quest'anno è presente nella cittadella mariana dell'Incoronata per venerare e adorare la Vergine. Quest'anno gli organizzatori sono molto felici di aver portato per la prima volta gli alunni dell'Istituto Comprensivo Virgilio Salandro e per questo ringraziamo la dirigente scolastica e le professoresse Rosiello, Barbara e Lello. I 4 carri rappresentano la Vergine incoronata, la Vergine di Fatima nel suo centenario, la famiglia di Nazareth, le nozze di Cana di Galilea e una famiglia antica. Vogliamo ringraziare di vero cuore tutti quelli che hanno dato la possibilità di organizzare l'evento, che anche ieri sera nella nostra città è stata seguita da tantissima gente. Grazie Vergine incoronata di averci dato anche quest'anno la possibilità di essere coi piedi, anche se con molte difficoltà, ma siamo felici. Le lacrime e le tensioni di questi giorni sono sparite. Appena abbiamo varcato la porta del santuario e abbiamo visto le tue braccia aperte accogliere tutti noi, il nostro augurio è quello di rivederci ogni anno, con propositi diversi e pieni di gioia, sicuri che tu sarai lì ad accoglierci sotto il comando e darci la tua benedizione. Ora passo la parola all'alunno dell'istituto, al quale hanno vinto il tema che hanno fatto quest'anno sulla famiglia. Noi alunni della seconda B, Cacciana Simone, Casa di Gabriele, La Quintana Daniele, Lo Buono Ennio, Veneziano Giovanni, dell'Istituto Comprensivo Virgilio Salandra di Troia, guidato dalle nostre docenti, rispettivamente la professoressa di italiano Annalisa Barbaro e le professoresse di arte e immagine Angelica Rosiello e Grazia Lego, abbiamo voluto essere presenti alla cavalcata degli Angeli 2017 per la prima volta. Un grazie particolare va agli organizzatori della nostra città di Troia che ci hanno dato la possibilità di essere coinvolti in questa manifestazione e ovviamente alla nostra preside, la professoressa Maria Michela Ciampi, per averci concesso di partecipare. Ci auguriamo che questa tradizione diventi sempre più sentita e vissuta, coinvolgendo noi adolescenti e anche gli stessi giovani. La famiglia cristiana, che profondo significato si nasconde dietro questa espressione. Una famiglia è, per definizione, la patria del cuore,
Un padre, una madre, un fratello, una sorella sono come dei rami collocati in ordine diverso sulla stessa pianta, che cresce forte e rigogliosa solo se innaffiata con l'acqua dell'amore. E l'amore, quello vero, quello con la A maiuscola, è quel sentimento che nonostante gli ostacoli posti dallo spazio, dal mondo, dal tempo, riesce sempre a trionfare direttamente, talvolta duramente, e soprattutto con il sostegno della fede, con il nostro credere in un Dio buono e misericordioso, con il nostro affidarci a Lui. Il cristiano ci ricorda Sant'Antonio di Padova, che per appoggiarsi alla croce di Cristo, come il cantante si appoggia al bastone quando intraprende un lungo viaggio. Come ci insegna il nostro Papa Francesco, una famiglia, per questo definirsi veramente cristiana, dovrebbe parlare su alcune essenziali parole: permesso, grazie, scusa. Infatti queste parole aprono la strada per vivere bene nella famiglia, per vivere in pace. Sono parole semplici, ma non così semplici da mettere in pratica, racchiudono però una grande forza, la forza di costruire la casa, anche attraverso mille prove e diverse difficoltà. Invece la loro mancanza, a poco può aprire delle crepe che possono farla persino crollare. Nella famiglia cristiana è importante, dunque, riconoscere di aver sbagliato, essere desiderosi di restituire ciò che si è tolto: rispetto, sincerità, amore, rende degni del perdono. Se non siamo capaci di scusarci, vuol dire che neppure siamo capaci di perdonare. Nella casa dove non ci si chiede scusa, incomincia a mancare l'aria, le acque diventano stagnanti, tante ferite dagli affetti, tante lacerazioni nelle famiglie cominciano con la perdita di questa parola preziosa: scusami. Una vera famiglia cristiana deve mostrarsi capace di curare le piccole e grandi ferite di ogni giorno, una sorta di oasi felice dove i figli possano confidare ai propri genitori le loro paure, le loro ansie, i loro limiti profondi, certi di trovare soluzioni perfette e speranze, certi che quando ci si ama davvero e ci si vuol bene, si è sempre presente l'uno agli altri, ogni volta che serve, perché l'amore si nutre prima di tutto di presenza, rispetto, dialogo. Una famiglia cristiana è una piccola chiesa che educa alla fede, al rispetto della vita e di quei valori evangelici che ci aiutano a percorrere la giusta strada per poter essere un giorno persone migliori, senza mai dimenticare che la vera libertà che Dio ci offre sta nella certezza: solo mostrandoci capaci di azioni moralmente giuste saremo veramente felici e trasmetteremo a chi verrà dopo di noi ciò che ci è stato insegnato e ciò che Dio, forse amore, per primo ci ha insegnato. Ricordiamoci che ogni giorno può essere buono per iniziare a vivere, a cambiare, ad essere noi stessi, inseguendo la vera felicità, che non nasce dal denaro e dal successo materiale, bensì dall'amore per le cose semplici, dalla serenità interiore e soprattutto dal calore di una famiglia. Evviva Maria! Evviva Maria! Ci ricordavano che hanno anche vinto il logo, fatto proprio a mo' di concorso nella città di Troia.